oltre 150 concorrenti al via in questa categoria delle ragazze, giovanissime che si affacciano nel panorama regionale dell'atletica, del cross in questo caso, ma dell'atletica in generale, quindi qualche nome forse già lo conosciamo qualcuno, ma è un po' difficile conoscere tutti, quindi chiedo aiuto anche poi per dare qualche nome. Ancora una volta chiedo aiuto agli amici della Protezione Civile che sono stati precisissimi e disponibilissimi in questa giornata, loro che sono qui per svolgere anche e soprattutto un'altra funzione, e li ringraziamo anche per questo. Numerose le società, vediamo Visabano che presenta un gruppo abbastanza nutrito di una decina di unità, oltre forse, poi ancora Jesolo Turismo, Cuspadova, la Piave 2000, Quantin, Ponte nelle Alpi, Bassano, la Piave 2000 con un gruppone, Atletica Feltre, Caprioli, Atletica Dore, Fiamme Oro con un gruppone nutritissimo, poi ancora la Cuspadova, Galliera Veneta, anche qui atlete di casa, abbastanza numerose, Atletica Città di Padova, Valdobbiadene, Vittorio Veneto, San Giacomo, Banca della Marca, Sernaglia, Atletica Pederobba, Audace Noale, storica società e proprio storica per quanto riguarda il cross, Atletica Riviera del Brenta, Coin Venezia, Jesolo Turismo, Bassano, Atletica Città di Schio, Due Ville, da cui proviene proprio la seconda della gara che abbiamo visto poco fa, Fiam Vicenza, Atletica Nevi, Valdagno, Ovest Vicentino, New Food Verona, società veronese, poi ancora Pindemonte e queste sono le società rappresentate, ma la particolarità è che numerose di queste società schierano al via più di una decina di concorrenti, quindi grande lavoro lavoro di base da parte delle società. Ecco, vediamo che lo starter Romano Feltrin sta per dare il via a questa gara. Molto nervosismo ovviamente perché manca anche un po' di esperienza, quindi le ragazze non riescono a trattenere i loro impulsi sul comando dello starter. Non facciamo nomi in questa gara, li faremo alla fine, vediamo se riusciamo a dare qualche, perché tutte si giocano le loro chance. Ed ecco lo sparo, partito, bel colpo d'occhio, un 150 forse oltre ragazze. Tra poco ci verrà fornito qualche numero dagli amici della Protezione Civile. E c'è purtroppo anche qualche caduta sulle partenze, persa qualche scarpa, insomma succede nella calca, succede anche questo. Ovviamente non c'è niente di volontario, tutto succede casualmente, perché purtroppo nella calca è facile che succedano queste cose, non vogliamo mettere nessuna malizia in queste azioni. Un chilometro da percorrere per queste giovanissime che si giocano tutto in circa poco più di 3 minuti di gara. Allora sembra essere Camilla Comina al comando del Quantin di Ponte nelle Alpi davanti al numero 79. Si tratta di Sara Luise e poi
c'è anche il numero 23 nel gruppo di testa, Laura Pagan, ma sono ancora tutte lì le concorrenti. Vediamo ora due maglie del Quantin davanti, se non vedo male. Quindi potrebbe esserci anche una compagna di squadra di Camilla Comina. Le due bellunesi stanno tentando di allungare, ora si è formato un quartetto al comando della gara, c'è già qualche distacco. Allora 79 si è portata al comando, si tratta di Sara Luise dell'Audace Noale, davanti a Camilla Comina, e poi col numero 107 in terza posizione Emily Faccin della Due Ville in terza posizione. Quindi ora sta guidando la gara la portacolori dell'Audace Noale, Sara Luise. Sara Luise insidiata dalla portacolori della Due Ville, Emily Faccin. Sara Luise, Emily Faccin. Quando si avvicinano ormai al traguardo le concorrenti Sara Luise e Faccin si stanno fronteggiando. Tenta l'attacco Emily Faccin. C'è l'allungo di Emily Faccin. Faccin Luise sembra aver accumulato un vantaggio abbastanza rassicurante. Col numero 107 si porta al comando e va a lanciare lo sprint. Emily Faccin davanti a Sara Luise. Emily Faccin che va a vincere davanti a Sara Luise. Poi col numero 25 vediamo Marta Chiocchi. E poi col 122 Beatrice Toniollo, Marta Chiocchi e Beatrice Toniollo. Poi ancora col numero 110 ancora una maglia forse del Due Ville, si tratta di Marta Zilio. Ed ora saranno i giudici a determinare le classifiche, perché c'è un grande agonismo in questo finale e arrivano molto serrate le concorrenti. Quindi vittoria per Faccin, Emily Faccin della Polisportiva Due Ville in questa gara, in questa prima gara del campionato regionale di società, davanti a Luise, che già si era messa in evidenza nella passata stagione. Ora gran lavoro per i giudici d'arrivo, perché le concorrenti arrivano praticamente tutte sulle stesse linee. Vai, nel finale. Ovviamente gli arrivi vengono registrati dal transponder, per cui non dovrebbero esserci difficoltà nel determinare la classifica, perché è un po' difficile. E questa è, per quanto siamo riusciti a descrivere la gara,
della categoria ragazze, mentre un altrettanto folto gruppo, se non di più, si sta preparando per quanto riguarda la categoria ragazzi. Se gli amici della TDS riescono a farmi avere l'elenco dei ragazzi. Allora attenzione, stanno per iniziare le premiazioni per quanto riguarda le categorie allieve, allievi e junior maschi e femmine, quindi se vogliono gli interessati portarsi alla zona del cerimoniale presso il palco,